Siamo con Mister Garavaglia, una sconfitta pesante in casa contro il Verbano, 2-0, un gol per tempo. Ce la commenti lei? Pesante, abbiamo giocato malissimo, abbiamo giocato male, arrivavamo da una prestazione mercoledì che invece avevamo fatto abbastanza bene e non abbiamo vinto. Oggi non c'è niente da dire, abbiamo giocato male. Quando una squadra gioca così male, cioè, la colpa è sempre anche del mister, anzi soprattutto del mister, perché non abbiamo avuto idee, abbiamo fatto il primo tiro in porta al 90esimo. Una squadra che ho visto male, c'è da riflettere e capire un po'. Che cosa è mancato? Perché nel primo tempo, soprattutto, ma anche nella ripresa, abbiamo visto tanti lanci, una ricerca di una profondità costante, ma dove era difficile perché loro avevano Di Bartolo in difesa soprattutto, che fisicamente comunque era alto e riusciva a leggere bene le situazioni. È mancata qualità, è mancato movimento senza palla, è mancato la superiorità numerica da creare con gli uno contro uno, è mancato tutto, abbiamo giocato male, proprio una delle peggiori partite dell'anno. Per le prossime partite su che cosa punterete? Adesso quando ci vediamo martedì, cercare di capire perché c'è bisogno di fare dei ragionamenti e poi vediamo. Va bene, grazie. Grazie a te.